Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità una proposta di legge nazionale per estendere ai risparmiatori di Popolare di Vicenza e Veneto Banca l'accesso al Fondo di solidarietà interbancario previsto per Banca Etruria, Cariferrara, Carichieti e Banca delle Marche. Sappiamo che il Governo con la legge di stabilità 2016 ha istituito un fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario dei depositi, in base alla quale gli obbligazionisti e i risparmiatori di queste 4 banche, che sono in situazione di difficoltà economica, gli viene erogato un contributo. Noi con la proposta di legge chiediamo al Parlamento nazionale che anche i risparmiatori veneti vengano trattati nelle stesse condizioni. I cittadini sono tutti uguali, ricorda Alessandro Montagnoli, primo firmatario del provvedimento. È inaccettabile che i risparmiatori siano trattati in maniera diversa a seconda del territorio in cui risiedono. I nostri cittadini truffati sono uguali a quelli delle altre regioni, perciò chiediamo al Parlamento che vengano risarciti, almeno in parte, dopo aver perso i risparmi della propria vita. Un messaggio importante, unito del Consiglio, che ora inviamo al Governo centrale, al Parlamento, affinché ci possa essere l'estensione del fondo anche ai nostri risparmiatori. Penso che sia un atto di giustizia e questa è la proposta che ieri abbiamo votato convintamente.